10.000 gavette ispirate a quelle che utilizzavano al fronte i soldati nella Grande Guerra, in vista della Dunata del Piave che si svolgerà dal 12 al 14 maggio con i tradizionali biscotti cuche del Piave per promuovere una raccolta fondi a sostegno del progetto Sostieni la disabilità. Vorremmo portare dentro i centri diurni delle attrezzature che contribuiscano a migliorare la qualità di vita di chi in questi centri diurni vive e lavora. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra la Onlus Fondazione di Comunità e gli alpini delle 4 sezioni trevigiane, Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Il biscotto che mormora solidarietà, da qui di fatto l'idea di abbracciare quella che è l'evento per antonomasia che sarà del 2017, cioè la Dunata Nazionale, e contattando il presidente degli Alpini Benedetti abbiamo potuto realizzare, devo dire, questa grande collaborazione che cade fra l'altro nel decennale della fondazione. Sono già 2.000 le gavette vendute dagli alpini in questa prima fase dell'iniziativa. Già abbiamo provveduto a consegnare presso qualche ristorante che hanno già iniziato a vendere e in poco tempo hanno realizzato la vendita, una scatola in una settimana, in qualche giorno anche sono andate via. I gruppi si sono già allertati e hanno preso diverse gavette per distribuirle ai propri soci, nella propria comunità, a tutta la popolazione, perché tutti dovrebbero avere questa gavetta in casa da poter dire ho contribuito anch'io a questa iniziativa.